Prego, può iniziare. Avvocato Giovene per Carlo Tagliente. Io intervengo, Presidente, a completamento di quella che è stata già la discussione dell'Avvocato Lo Faro, mio codifensore, e poi grazie anche alla cortesia del Presidente del Tribunale, l'Avvocato Moscardini ha potuto trattare una parte dei capi di imputazione in riferimento alle rapine che ovviamente esulano dalla vicenda del 3 luglio. Il mio intervento quindi sarà focalizzato su il residuo che evidentemente merita alcune rivalutazioni, almeno per quello che riguarda le mie osservazioni sul 3 luglio e la vicenda Genco. Allora, io muoverei i primi passi facendo un'osservazione, Presidente, anche garbatamente polemica nei confronti della costruzione di questi capi di imputazione. Un capo di imputazione che muove dalla lettera A, dove sono contestati il 416 e il 74 stupefacenti, rispetto ai quali sappiamo che il Pubblico Ministero ha già formalizzato una richiesta assolutoria. È importante però fare una riflessione sulla costruzione di questo capo di imputazione indipendentemente dalla corretta richiesta assolutoria del Pubblico Ministero, perché è un indice di quella che è stata l'impostazione dell'intera vicenda da parte degli inquirenti che ha occupato tutti questi anni, sia dal punto di vista delle indagini, sia a maggior ragione dal punto di vista dibattimentale. Abbiamo questa singolarità di sostanzialmente un 81 primo comma, un concorso formale con una serie di condotte che sembrano essere sovrapposte sul 416 e sul 74 in maniera abbastanza promiscua, nel senso che la lettura di questo capo di imputazione, che mi ha lasciato perplesso sin dall'inizio di questa vicenda, non fa altro che sciorinare una serie di possibili reati fine che indifferentemente si collocano in relazione al 74 o in relazione al 416 e che è nostro carico ovviamente distinguerne le finalità secondo ovviamente il reato associativo che teniamo in considerazione. È evidente che nella costruzione iniziale la volontà di associarsi anche con Gianquerino Cafasso, e questo è uno di quei temi che lasciano ancora di più basiti questa difesa, perché si riteneva all'inizio che anche il Cafasso facesse parte di questa struttura associativa, indifferentemente 74 o 416, poi preciseremo meglio quello che è successo nel corso delle indagini in relazione al reato associativo. Ebbene, si costruisce un reato associativo, o per meglio dire più reati associativi sovrapponibili tra di loro, con da un lato la finalità di commettere delitti di spaccio di sostanze stupefacenti e dall'altro, dico dall'altro perché il nostro onere è individuarlo, in relazione al 416 le perquisizioni illegali, le rapine, la concussione, descritte ai capi seguenti. La impostazione della Procura, ed è quello che purtroppo ha lasciato decantare tutta una serie di vizi anche suggestivi nella valutazione delle condotte di Carlo Tagliente ma anche degli altri imputati, e che si costruiva l'ipotesi che Testini e Tagliente unitamente a Cafasso avessero organizzato la commissione di delitti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti al fine, si dice in maniera esplicita nel punto C del capo A, al fine di procedere all'arresto di quanti avevano ricevuto la sostanza stupefacente da Cafasso, in modo tale da costruire questo legame stabile con uno spacciatore e poter operare all'esito di quelle che sono le informazioni che lo spacciatore riferiva in ordine alla consegna di questa sostanza stupefacente a dei clienti di transessuali, e quindi poterli sorprendere ed effettuare delle operazioni al fine di poter procedere a sequestri ed arresti. Questa impostazione che è stata, che ha caratterizzato una parte anche del nostro dibattimento, è singolare notare come nella attività di indagine non fosse stata alimentata dalla convinzione che c'era un'associazione finalizzata al traffico, perché nel corso delle indagini, quindi fino al 415 bis, l'unico reato associativo era il 416. Solo col 415 bis si unirà il reato associativo di cui all'articolo 74, e anche questo denota un segno, a mio giudizio, di forte debolezza dell'impostazione dell'accusa, così debole che addirittura per il 416 non sarà sfuggito che nella misura cautelare che è all'attenzione di questo Tribunale il GIP rigetta
la misura cautelare per il 416, ed è interessante notare le ragioni per cui il GIP rigetta la misura cautelare per il 416 sulla base di un compendio investigativo piuttosto articolato, che era quello che ovviamente era stato offerto dagli inquirenti. Il GIP nega l'esistenza di un accordo stabile tra Cafasso e Tagliente, lo dice in maniera espressa, e aggiunge: né i gravi fatti connessi alla vicenda Marrazzo possono costituire un sicuro metro di lettura per episodi controversi, incerti, distanti nel tempo e collocabili in un contesto intrinsecamente caratterizzato in termini di forte opacità. Questa è la valutazione del giudice delle indagini preliminari al 29 marzo 2010. Ci si potrebbe chiedere, ma a valle di questi 8 anni, in parte incidente probatorio, in parte dibattimento, se questa forte opacità sia in qualche maniera stata cancellata da elementi di indagine prima e elementi di prova dibattimentale dopo, che possono aver confermato l'ipotesi degli inquirenti. Un dato che ha messo anche bene in luce l'avvocato Pennino è che forse questa costruzione mostrava un po' la sua debolezza fin dall'inizio, perché questa volontà, mi permetta Presidente, persecutoria nella costruzione di reati associativi di questa gravità era fondata essenzialmente sulle parole dei trans, dato che non può sfuggire a codesto collegio, nel senso che proprio nella enfasi di costruire quello che potesse essere un credito di un'organizzazione associativa devastante dal punto di vista anche del rispetto per quelli che sono dei principi di legalità e il tradimento delle istituzioni, si è ritenuto di dare credito agli stessi trans per la impostazione di questo reato associativo. Reato associativo, mi riferisco sempre al 416, che non sortirà migliore effetto a seguito dei procedimenti incidentali deliberate, perché se anche interviene sulla base di impugnazioni della Procura, interviene la Cassazione con annullamento col rinvio, lo stesso Tribunale del Riesame, il 13 luglio del 2010, continua a negare la legittimità di una richiesta di misura cautelare per il 416, l'impossibilità di ricondurre i fatti esaminati nel programma dell'associazione. Quindi non possiamo che condividere ed essere adesivi anche con le ragioni che hanno spinto il pubblico ministero a chiedere la soluzione per il capo A per entrambi i reati associativi, sulla base di un'argomentazione, a mio giudizio lapidaria, che ha espresso il pubblico ministero in udienza. Ritengo non siano emersi elementi in alcun modo per ritenere che gli stessi imputati abbiano in qualche modo preso parte o abbiano organizzato effettivamente un'attività che possa in qualche modo inquadrarsi in un'associazione. Questo in alcun modo, in qualche modo, la dice lunga sulla assenza di qualsiasi elemento che possa giustificare la sussistenza del 416. Capo B. Ecco, il capo B è un'eredità naturale del capo A, che qui non a caso il pubblico ministero ha ritenuto di formalizzare una richiesta assolutoria. Perché un'eredità naturale? Perché la contestazione del 73 con un 81 capoverso che prende in esame l'arco temporale del reato associativo dal 2007 al 2009, ipotizzando quindi più operazioni di concorso nella cessione e nell'acquisto di sostanza stupefacente, ebbene questo capo B è sempre costruito sul presupposto che si fosse consentito a Cafasso di svolgere abituale attività di spaccio. Però già il capo B contiene in sé qualche incertezza in ordine alla corretta identificazione della condotta, o per meglio dire delle condotte, perché Testini, Tagliente e Simeone rispondono tutti e tre di questo capo B, articolo 73, perché si dice consentivano di svolgere abituale attività di spaccio a Cafasso, che anzi promuovevano anche al fine di commettere reati di cui ai capi successivi, che promuovevano, però comunque ne consentivano la commissione. Questa articolazione un po' incerta di questo capo di imputazione, consentivano, promuovevano, consentivano, con questa circolarità che effettivamente lascia anche un po' perplessi in ordine alla legittimità dell'articolazione dello stesso capo di imputazione, secondo me è un po' un'eredità naturale di quell'impostazione fallace che la Procura ha voluto dare nel corso delle indagini all'intera vicenda. Si è tentato, a mio giudizio almeno, di incasellare gli episodi che si ritenevano
plausibili dal punto di vista della Procura, che sono stati gli esiti di un'attività di indagine che di plausibilità in realtà ha veramente poco, però si è tentato di incasellare questi episodi all'interno di una ricostruzione di una vicenda che evidentemente consideriamo tutti esecrabile, per motivi molto diversi da quelli individuati dalla Procura, in modo tale da dare sostanzialmente a posteriori una veste a questa vicenda che assolutamente non risponde alla realtà dei fatti. E non è un caso, ripeto, che questo teorema costruito dalla Procura è un po' scivolato, insomma, via nel corso del dibattimento, al punto da indurre appunto lo stesso rappresentante del pubblico ministero a dire: non è emerso nulla che possa ritenere effettivamente che gli stessi abbiano di fatto favorito o addirittura concorso nell'attività di cessione degli stupefacenti operata da Cafasso. Forse si sarebbe dovuto credere, mi rendo conto la difficoltà di farlo e quanto sia difficile l'approccio da parte di un pubblico ministero, e mi auguro che non sia tale da parte di codesto collegio, credere a Tagliente almeno nelle parti in cui ha detto delle cose che sono riscontrate e riscontrabili dalle emergenze processuali. Tagliente nel proprio esame del 27 aprile del 18 dice delle cose ovvie che però è bene sempre ricordare, perché l'ovvietà ha anche un senso dal punto di vista della costruzione probatoria. Cafasso è confidente di Testini dal 2002-2003. Questo è un primo dato. Lo dice anche Testini, Cafasso è un confidente, non lo fa con un ruolo istituzionale così, di confidente, ma come viene definito giustamente da Tagliente era un factotum dei trans. Che significa un factotum? Uno che, come è stato detto, accompagnava il trans da un parrucchiere e chiacchierando, sentendo chiacchierare, percepiva quelle che potevano essere delle informazioni utili anche per i carabinieri, in modo tale da poter acquisire l'occasione di un incontro di un trans con un cliente, un'occasione nella quale si sarebbe potuto effettuare un'operazione da parte dei carabinieri che potesse andare a buon fine, un informatore più che un confidente. Sicuramente l'espressione factotum dei trans mi pare che sia quella che meglio delinei le caratteristiche del ruolo di Cafasso. Era una normale attività, dice Carlo Tagliente. Sì, era una normale attività. Certo, ci dispiace, considerare che poi questa normale attività è un po' trascinata oltre quelle che sono certe regole istituzionali e che sicuramente, ovviamente, nessuno di noi può condividere, però era una normale attività quella che comunque hanno svolto, cioè non è che deve, improntare di sé tutta la vita professionale di Carlo Tagliente, l'episodio che è oggetto di questo processo, che sicuramente l'ha spazzata via, è vero, forse anche giustamente, però teniamo presente che le attività che sono state poste in essere dai carabinieri a seguito delle informazioni di Gianguerino Cafasso sono sfociate naturalmente in episodi di perquisizione non illegale, di arresti non illegali, un'attività che, come dice Carlo Tagliente, comportava sul territorio, non solo a seguito delle informazioni di Gianguerino Cafasso, ma comportava sul territorio 15-20 arresti al mese, di cui almeno 10 in relazione a sostanze stupefacenti. È sicuramente un dato storico allarmante, però è un dato con cui dobbiamo fare i conti. E forse anche diversamente inquadrabile quell'esito che è stato un po' trascurato, devo dire, o forse male interpretato, mi permetta pubblico ministero, di quella giornata del 3 luglio, in cui proprio dopo aver ricevuto queste informazioni, che evidentemente non corrispondevano esattamente a quello che Gianguerino Cafasso avrebbe detto ai carabinieri, si lamentano Tagliente e Simeone con Cafasso, che convocano immediatamente per potergli contestare che non c'era un festino, non c'era un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e che evidentemente, si sono in qualche maniera appunto lamentati con Cafasso per aver dato loro un'informazione diversa dalla realtà. Ma dicono anche qualcosa di più, Presidente. Dicono, lo ripete anche Tagliente in udienza, che in realtà in quel momento fanno vedere il video, o quantomeno frame del famoso video, a Cafasso. Non è un dato da trascurare il fatto che nell'immediatezza di questa arrabbiatura, Simeone e Tagliente siano portati a dirgli: guarda quello che ci hai fatto fare. È il momento nel quale Cafasso
forse percepisce la possibilità di poter ottenere un risultato utile da questa vicenda, rispetto alla quale Tagliente e Simeone rimangono basiti e sorpresi, al di là delle ipotesi degli agguati di cui poi faremo cenno. Ebbene, Cafasso contatta l'avvocato Cinquegrana per poter porre in essere, o almeno avviare, diciamo così, un'attività di commercializzazione che è quella che conosciamo. Perché dico il pubblico ministero da questo punto di vista forse ha malinteso questo dato, perché per il pubblico ministero l'inizio di un'attività di commercializzazione del video muove dall'assenza di una risposta da parte di Marrazzo alla telefonata che Carlo Tagliente avrebbe fatto in regione. Diciamo una delusione rispetto all'inerzia di Marrazzo che comporta la necessità, molto tra virgolette, di doversi rivolgere a un mercato per poter commercializzare il video. Non abbiamo un dato certo in questo senso. Io ho riletto anche con attenzione quello che ha detto l'avvocato Cinquegrana in ordine al momento nel quale l'avvocato Cinquegrana è stato contattato da Cafasso. Non abbiamo un dato certo, voglio dirlo correttamente al Tribunale, l'ho cercato, almeno io non l'ho trovato, però mi sembra anche plausibile una ricostruzione logica diversa, e cioè che non è stato il mancato esito di quella telefonata in regione a dare la stura, diciamo così, alla commercializzazione del video, ma forse è stato proprio quell'incontro con Gianquerino Cafasso a far sorgere questa possibile idea. Odiosa, per carità, ma è con questo che stiamo facendo i conti da molti anni. Allora, il capo C. Ecco, sul capo C secondo me è necessario fare una riflessione in più rispetto a quello che ha svolto il pubblico ministero. Capo C, 361,2, omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, in quanto omettevano di riferire all'autorità giudiziaria il reato di quell'articolo 73, ripetutamente commesso da Cafasso. Allora, su questo dobbiamo, come dire, in qualche maniera approcciare laicamente a questo capo C. Poi, per carità, è un capo prescritto, non si stupisca il Tribunale che mi pongo lo scrupolo anche di trattare reati che sono prescritti o tanto più oggetto di assoluzione, ma fanno parte di un contesto di, sia pur ingannatoria, coerenza che gli inquirenti nel corso delle indagini hanno voluto costruire e di cui hanno voluto dare dimostrazione con l'impostazione di queste condotte, dato che a mio giudizio è totalmente fallace. Perché lo dico? Perché è evidente che il capo C sia il residuo di quell'associazione di cui al capo A e il residuo di quel concorso nel 73 anche con Gianquerino Cafasso nel capo B. Cioè il capo C, che non a caso dal punto di vista temporale colloca questi episodi di omesse denunce esattamente nello stesso arco temporale del reato associativo e del capo B 2007-2009, chiaramente deve fare i conti col fatto che, non sussistendo elementi tali da poter giustificare una richiesta di condanna per i capi A e B, necessariamente la sopravvivenza del capo C è un pensiero che è puramente indotto da questa necessità in qualche maniera di lasciare un residuo nell'impostazione che gli inquirenti hanno voluto dare. Il pubblico ministero d'udienza sul 361 dice: certamente sappiamo che Cafasso era confidente di Testini e Tagliente e grazie al suo apporto erano state fatte diverse operazioni. Forse allora, signori del Tribunale, il dato su cui dobbiamo sempre continuare a riflettere è quell'ambiguità del capo B, consentivano e anzi promuovevano e comunque consentivano, che è il dato rispetto al quale, incerto nei termini che ho già detto, ha lasciato anch'esso questa eredità totalmente destituita di un fondamento giuridico del 361 in relazione a episodi per i quali invece la richiesta assolutoria non può che essere condivisa da questa difesa. Quindi come dire, forse quell'ambiguità ha un po' pesato anche su questa osservazione del pubblico ministero, che se però leggete e apprezzate proprio nella sua evidente chiarezza, sappiamo che Cafasso era confidente e grazie al suo apporto erano state fatte diverse operazioni. E questo è il presupposto che può giustificare la sussistenza del 361,2?
io credo che sia totalmente indifferente questo dato, e il fatto che, continua il pubblico ministero a pagina 42 sempre della requisitoria, sempre sul capo C, il fatto che fossero a conoscenza, questa è l'espressione usata dalla Procura, dell'attività di spaccio operata dal Cafasso, questo essere a conoscenza dell'attività di spaccio operata dal Cafasso può di per sé esaurire la certezza che vi sia stata un'omessa denuncia in merito a episodi specifici che evidentemente non sono stati rilevati né contestati, e che questa sopravvivenza del 361 non patisca in qualche maniera una costruzione, ripeto, fallace e comunque ingannatoria, che era quella della sussistenza del capo B. Forse si sarebbe dovuto, e questo forse è un passaggio, mi permetterà il Presidente questa breve digressione, però forse ecco, mi sarei aspettata da parte del pubblico ministero d'udienza constatata l'assenza di elementi che nel corso dell'attività dibattimentale abbiano in qualche maniera potuto giustificare quella impostazione data dagli inquirenti, mi sarei aspettato un passo ulteriore. Mi rendo conto che è molto difficile da parte di un pubblico ministero di udienza quello di riconoscere il fallimento di un teorema, il fallimento di un vero teorema, perché adesso non vogliamo entrare nella suggestione di un racconto romanzato, però capite tutti che tutto quello che è accaduto in quest'Aula nel sviluppo di un'attività dibattimentale che il Collegio conosce benissimo e che evidentemente ha ridimensionato, ecco, voglio usare un termine cortese, ha fortemente ridimensionato quello che io ritengo essere stato un teorema iniziale, forse avrebbe dovuto indurre, ma forse questa è una, come dire, un'aspirazione di questa difesa che può non corrispondere all'effettività del ruolo del pubblico ministero d'udienza, avrebbe potuto indurre il pubblico ministero a cambiare passo e a in qualche maniera mettersi a lato rispetto a questa ricostruzione della pubblica accusa per come era emersa all'esito dell'attività di indagine e constatare l'assenza di quegli elementi che ne avevano costituito il fondamento. E c'è uno dei tanti episodi, poi sicuramente l'avvocato Lo Faro e l'avvocato Spigarelli ne tratteranno in maniera specifica per quello che riguarda la posizione dei testini, però non bisogna dimenticare che in questa vicenda insomma abbiamo una costellazione di attività della Procura che, pur di perseguire con metodi a mio giudizio discutibili un certo obiettivo, hanno posto in essere volontariamente delle condotte, mi riferisco alla Procura, che francamente avrebbero dovuto indurre il pubblico ministero d'udienza a fare quel passo al lato che vi dicevo. Mi riferisco a Cafasso, mi riferisco ad esempio, io lo ritengo l'episodio più grave, ma non è l'unico episodio, mi riferisco alla necessità di riesumare il cadavere di Cafasso. Eravamo presenti al momento della riesumazione al cimitero di Cicerale e ricordiamo tutti la sorpresa con la quale il professor Arcudi, operando sul corpo di Cafasso, constatò l'assenza del prelievo di organi e soprattutto l'assenza di qualsiasi taglio sulla teca cranica. Cioè la sorpresa di Arcudi, contenuta per carità, il professore conosce bene i limiti delle reazioni davanti agli stessi consulenti della Procura nell'attuare questa attività peritale su indicazione del giudice dell'incidente probatorio, ebbene siamo rimasti tutti sbalorditi rispetto alla necessità di constatare che c'era una consulenza tecnica da parte dei consulenti della Procura che era falsa, perché tale è stata dichiarata in un separato procedimento. Una relazione falsa, una relazione che dichiarava che erano state poste in essere delle attività consulenziali e soprattutto delle attività dal punto di vista proprio operativo, dell'analisi degli organi di Cafasso e dell'analisi del cervello di Cafasso, che non erano mai stati posti in essere. Ecco, io a volte mi chiedo se un pubblico ministero d'udienza, mi spiace farne un naturale interlocutore nella mia discussione, però credo che il contraltare naturale della difesa sia la pubblica accusa. Ecco, mi dispiace constatare che non c'è stata una grande osservazione e ovviamente conseguentemente qualche rilievo in merito a dati simili
a questo. Dico simili perché la vicenda dell'esumazione del cadavere di Cafasso non è l'unica cosa che ha lasciato basiti nel corso della vicenda processuale che ci occupa, ma la cosa più grave che abbiamo dovuto constatare è che ci fosse proprio, come dire, un'iniziativa volta a mantenere fermo, solido, quel teorema di cui sto parlando. Il 3 luglio. Sul 3 luglio l'avvocato Lo Faro è già intervenuta, ovviamente anche l'avvocato Pennino con un'ampia trattazione. Però sul 3 luglio, ecco, guardiamo il 3 luglio un po' anche dal punto di vista di Tagliente. Allora, perché continuo a parlare di teorema, Presidente? Perché basta leggere questa proliferare di contestazioni L, M, N, O, P, Q, tutte riferite al 3 luglio, nelle quali contestazioni, ciascuna delle quali, per meglio dire, conserva in sé integro l'ipotesi di un tassello indispensabile. Indispensabile a cosa? Indispensabile alla costruzione dell'agguato. Perché questo tentativo di incastrare Marrazzo, e di questo si parla nel corso di questa vicenda, deve evidentemente sposarsi con tutta una serie di condotte che rendono plausibile, diciamo, questa preordinazione, questa, tra virgolette, non giuridicamente intesa, premeditazione, ma l'agguato evidentemente presuppone la volontà di perseguire un obiettivo che nel tempo è stato coltivato da parte dei carabinieri, si dice grazie all'aiuto di Cafasso, e alla fine sarebbe riuscito nel proprio intento. I tasselli sono anche, come dire, a posteriori è anche facile immaginare che sono tasselli indispensabili a questa costruzione, però anche qui, signori del collegio, noteremo come alla fine le emergenze dibattimentali hanno fatto un po' zoppicare questa pretesa e lo notiamo con facilità in ordine alla posizione di Semprebbene. Ma andiamo con ordine. Diciamo che l'ipotesi è di essersi introdotti e trattenuti illegalmente, in quel mentre la presenza di Cafasso di lapsus non è casuale, la presenza di Marrazzo in una situazione di evidente imbarazzo non fa altro che porlo in quelle condizioni di 317, così dice la Procura, in cui evidentemente è costretto, e su questa costruzione dobbiamo tornare con un po' di attenzione, è stato costretto a firmare degli assegni, si impossessano, questo anche è un dato di cui emerge negli atti soltanto, evidentemente non può che essere così, la parola di Natali e la parola di Marrazzo, peraltro molto confusa, si impossessano di una somma complessiva di 5.000 euro non ben precisata di chi, in parte di Marrazzo, in parte di Vidal Silva, e si procurano indebitamente le famose immagini, detengono illegalmente un quantitativo non esattamente determinato di cocaina e aiutano Semprebbene a eludere le investigazioni in ordine a quel quantitativo non esattamente determinato. Allora, ci sono poche certezze in questa vicenda che ovviamente poi sono state in qualche maniera conclamate dalla visione del video anche da parte di codesto collegio. Un video che è stato un po', come dire, un'araba fenice nella nostra vicenda processuale, che abbiamo sempre cercato, incalzando anche i pubblici ministeri, di poter visionare, ma c'era sempre una ragione per la quale si riteneva che il video non potesse essere messo a disposizione delle difese, non delle difese, ma dei consulenti delle difese, ma insomma una storia lunga sulla quale è inutile tornare. Però sicuramente ci sono dei dati che io ritengo possono essere considerati certi da un punto di vista logico. Si era ritenuto all'inizio che fosse stata Natali a riferire allo spacciatore, in quel momento veniva considerato Cafasso, la possibile presenza di Marrazzo in quel giorno. E io mi sono più volte chiesta, e francamente non ho trovato risposte diverse da quella che vi sto per dare, ma qual era l'interesse di Natali a far fare un'operazione di questo tipo? Quando per Natali Piero Marrazzo costituiva sostanzialmente una banca, perché la generosità di Marrazzo con Natali è
talmente evidente nel corso di questa nostra storia, al punto da aver generosamente regalato a Natalie delle somme piuttosto ingenti, indipendentemente dai rapporti sessuali, che la stessa Natalie diceva non avere luogo, ma per un atto di generosità che Marrazzo ha posto in essere, per come ci dice Natalie e come in parte conferma anche Piero Marrazzo. Piero lo chiama Natalie nel corso delle tante interviste che poi ha fatto a valle di questa operazione di polizia giudiziaria e degli inquirenti. La confidenza tra Marrazzo e Natalie, o per meglio Vidal Silva, mi pare che sia assolutamente conclamata, e non credo che ci potesse essere da questo punto di vista alcun interesse a spezzare questo rapporto, un rapporto dal 2002-2003, forse anche più risalente. Era noto che Marrazzo frequentasse trans, questo è un altro dato che è venuto fuori nel corso di questa storia dibattimentale in maniera molto chiara. C'è anche una notazione di servizio, ne parla il tenente Fumarola su input di Testini, in ordine al fatto che Testini avesse detto ma sappiamo, conosciamo questa situazione, e giustamente si pongono anche lo scrupolo di dover formalizzare all'interno di una relazione questo dato così obiettivo e anche così odioso. Per il PM l'attività che è stata posta in essere proprio in quella cadenza che vi leggevo prima di questi capi di imputazione è volta ad incastrare Marrazzo. Ed è stato talmente convinto il pubblico ministero di questa certezza che si trattasse di un agguato, che costruisce sin dall'inizio un'ipotesi piuttosto fantasiosa che fossero stati i carabinieri a introdurre la cocaina. Questo è un altro di quei dati sui quali ci siamo interrogati con l'avvocato Lo Faro, l'avvocato Spigarelli, nel corso nel corso dell'attività di indagine, man mano che si apprendevano sulla base delle incolpazioni che venivano formalizzate nelle misure cautelari, si apprendeva di questa ipotesi della procura, che fossero gli stessi carabinieri, perché questo tornava esattamente in maniera coerente con quella che era l'ipotesi della stessa accusa, perché chiaramente se sono i carabinieri che vogliono fare un agguato e sono loro che vogliono in qualche maniera incastrare, perché di questo si è parlato, Piero Marrazzo, ebbene incastrare Marrazzo significa porlo anche nelle condizioni di dover rispondere di possibili reati, e visto che tutti sapevano che Piero Marrazzo frequentasse i trans e che facesse uso di cocaina, quale cosa migliore quello di portare direttamente la cocaina a casa di Natalie per poterla riprendere e poter effettuare il ricatto, questa è l'espressione che è stata usata spesse volte, troppe volte anche dai giornali, nei confronti di Piero Marrazzo. Nella richiesta di misura cautelare, quella richiesta disattesa dal GIP rispetto all'articolo 416, si diceva detenevano illegalmente. Questa era l'espressione utilizzata per individuare quello che poi diventerà il capo P. Detenevano illegalmente, ma si diceva solo questo. Non è che si aggiungesse qualcosa. Il detenevano illegalmente, quantità non meglio precisata di sostanza stupefacente, non sappiamo neanche se fosse cocaina, ma non entriamo in queste inutili diatribe. Bene, deteneva illegalmente fa pensare che fosse una condotta che si poteva in qualche maniera elasticamente immaginare essere anche quella di aver portato la cocaina presso casa di Natalie, di averla detenuta illegalmente in ragione del fatto che la si fosse portata a casa di Natalie, eccetera, eccetera, eccetera. Di qui quel concorso con Gianguerino Cafasso nell'articolo 73, di cui giustamente il pubblico ministero chiede l'assoluzione. Allora, questo capo D, detenevano illegalmente, il capo D della richiesta di misura cautelare viene trasformata in questo capo P nel 415 bis con qualche aggiunta. Detenevano illegalmente un quantitativo non esattamente determinato di cocaina, che dapprima riprendevano nel video, realizzato nelle circostanze, eccetera, e di cui poi si impossessavano omettendone il sequestro. È necessario un correttivo, perché anche i teoremi poi alla fine mostrano la corda, e evidentemente ciò che
diciamo, frantuma l'ipotesi dell'accusa, sempre bene. Il 3 luglio andai da Natali, lo dice sempre bene il 1 febbraio del 2010 a SIT, lo dice il 12 aprile del 2010 davanti al difensore, è stato acquisito ovviamente questo verbale perché sempre bene è morto. E da qui quei capi Q, R è stato ovviamente stralciato in ordine al fatto che ovviamente bisogna assestare sulla base delle dichiarazioni di sempre bene la impostazione delle condotte, e quindi un 378 in cui si aiuta sempre bene a eludere le investigazioni dell'autorità. Un dato curioso: come mai Vidal Silva, io spero di essere smentita in questa mia affermazione, però io ho cercato diligentemente di individuarne le ragioni, ma perché Vidal Silva risponde nel capo S di un acquisto di sostanze stupefacenti destinate a terzi gennaio e giugno e non il 3 luglio? Cioè perché, nonostante il fatto che molto scrupolosamente durante l'incidente probatorio il GIP avesse fermato Vidal Silva mentre stava rispondendo per darle giustamente gli avvisi e consentirgli di essere assistito dal difensore, ma perché poi è rimasta questa prudente affermazione in ordine alla possibile responsabilità di Vidal Silva in ordine alla cessione di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti a terzi, nella fattispecie Marrazzo, soltanto, come dire, circoscrivendola al gennaio e al giugno? Perché non il 3 luglio? Francamente questo è uno di quei piccoli misteri che hanno in qualche maniera offuscato, ecco, certe ricostruzioni della vicenda. In dibattimento, nel nostro dibattimento, a domanda del difensore il 4 febbraio del 2014, pagina 52, non ho mai ceduto droga a Marrazzo. Vidal Silva probabilmente ha la memoria corta, perché nell'incidente probatorio, proprio in ragione del fatto che poi gli avvisi sono stati correttamente dati, aveva detto cose diverse. Io non mi drogo, lui, inteso Marrazzo, ogni volta veramente mi chiedeva di comprare per lui, ma non tante, 3 o 4 bustine per uso per lui. Ho comprato la droga per lui? Sì, sono le pagine 11 e 12 della trascrizione dell'incidente probatorio. La darà anche Marrazzo una versione adesiva, perché nella nostra udienza 28 maggio 2013, a pagina 40, in ordine all'acquisto di sostanza stupefacente, dice se ne occupava Natali. Quindi da questo punto di vista mi pare che abbiamo anche una coincidenza rispetto alla individuazione di quelli che sono stati i ruoli. Natali aggiunge qualche cosa di più, qualcosa che Marrazzo, come dire, in maniera molto assertiva smentisce, però lo dice, forse vale la pena ricordarlo. Si riferisce all'episodio del 28 giugno, è l'episodio, io ritengo, in relazione alla quale Natali poi risponde in questo processo del capo S. Marrazzo è arrivato da me con la droga perché prima di arrivare da me stava a casa di uno che si chiamava Andrielli, così viene definito, lui ha portato la droga, io ho buttato la droga di lui sul bagno, lui ha cominciato a piangere, eccetera, eccetera. Marrazzo, giustamente il 28 maggio 2013, pagina 61, lo smentisce assolutamente, però se si legge bene questa pagina 61 lo smentisce assolutamente, il fatto di aver portato la droga si riferisce al 3 luglio, non al 28 giugno, ma non è così decisivo nella nostra ricostruzione. Ammetterà la richiesta di sostanza stupefacente per il 3 luglio. E qui, come dire, in qualche maniera non posso che qui aderire, seppure per ragioni parzialmente diverse, ma in buona parte anche sovrapponibili con il pubblico ministero, alla richiesta assolutoria per il capo P, 73, commi 1 e 6, poi qualcuno mi dovrà dire che sostanza stupefacente era, che quantitativo era, che principio attivo avesse, ma lasciamo stare, e non a caso forse la richiesta assolutoria patisce anche l'assenza di questa possibile identificazione, e ovviamente il capo Q, il favoreggiamento personale nei confronti di sempre bene. Capo L, ecco il capo L che è un po' la costruzione di questa storia del 3 luglio, il capo L è un po', come dire, l'antecedente logico del teorema.
la violazione di domicilio. Come si fa a ritenere che si sia trattato di un agguato se non si ammette una irruzione, diciamo così, dei carabinieri a casa di Natali? Un 615 che in maniera abbastanza approssimativa individua l'accusa come appunto presupposto logico prima che fattuale, ma che è smentita. A me basta leggere quello che dice l'avvocato Petrucci in discussione, perché mi sembra assolutamente esaustivo di quello che serve per questo capo L. Marrazzo viene messo in una situazione di gravissimo imbarazzo, di gravissimo disagio. I carabinieri entrano, si qualificano, e su questo non c'è discussione, che loro abbiano potuto fare quello che hanno fatto, perché erano conosciuti e perché si qualificano come agenti, come pubblici ufficiali e quindi come membri dell'Arma dei Carabinieri. Allora, anche su questo, come dire, sono volate tutta una serie di ipotesi fantasiose. Hanno bussato, no, hanno forzato la porta, hanno buttato Natali sul divano, un esercizio della forza che non poteva che essere mantenuto da parte della Procura per continuare a confermare l'esistenza di questa perquisizione illegale. Ma devo dire che in questo l'avvocato Petrucci è stato molto chiaro. Le risultanze processuali questo confermano. Bussano, c'è chi apre, Natali, si qualificano, chiedono i documenti. Allora io non credo che da questo punto di vista la violazione di domicilio di qui al 615 che viene individuata nel capo L possa trovare qualsivoglia conferma. La cocaina, ecco, perché questo è un tema che appunto è stato un tema un po' stracciato, frantumato nella impostazione iniziale, come ho già detto, ma qual è la posizione di Marrazzo rispetto a questo piatto di cocaina? Perché questo è un altro dato che secondo noi ha una certa influenza anche sul 317. L'ipotesi che era stata costruita, a parte il fatto che inizialmente si è detta l'hanno portata loro, è l'ipotesi che in qualche maniera trova un supporto nella costruzione dell'accusa in quel capo P di cui il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione. Detenevano illegalmente, dapprima riprendevano, si impossessavano, eccetera. Ma dal punto di vista di Marrazzo, questa sostanza stupefacente c'era, non c'era? Marrazzo in questo, con qualche incertezza all'inizio, parlo dell'udienza 28 maggio 2013, pagina 19, non ho visto il piatto. Non ho visto il piatto. Però a domanda del pubblico ministero, pagina 24, ho visto questo piatto e mi sembrava che contenesse, la frase non viene conclusa, pagina 25. E questo è un tema secondo me importante per rilevare anche la correttezza della contestazione della concussione o, se vogliamo dirla giornalisticamente, del ricatto. Mi piego per firmare questi assegni, dice Marrazzo. E nel guardare, ora mi ricordo che in una parte, mi pare, doveva essere comunque in una parte sul tavolino, da qualche parte, insomma, mi sembra appoggiato. Allora, dal non ho visto, a ho visto il piatto, all'ho visto mentre mi chinavo per firmare gli assegni. Mentre mi chinavo per firmare gli assegni, vuol dire che Marrazzo non aveva assoluta consapevolezza, per quello che dice lui, sia pure in questa maniera un po' incespicata, però mi pare che queste parole siano piuttosto chiare, pagina 25, ebbene, non aveva assolutamente consapevolezza dell'esistenza di una sostanza stupefacente prima della pretesa d'azione di assegni. Dico sempre pretesa perché non ci credo a questa dazione assegni, ma anche a voler seguire l'ipotesi dell'accusa. Non è che in ragione della consapevolezza dell'esistenza di una sostanza stupefacente che potesse incastrarlo decide di aderire alla richiesta dei carabinieri e firmare 3 assegni. No, perché come dice lui, mentre sto firmando questi assegni noto con la coda dell'occhio questo piatto. Invece per il pubblico ministero, mi riferisco a pagina 9 della requisitoria, si dice che questa scena è stata creata ad arte. Creata ad arte nel senso che c'è una apparecchiatura di questo piatto. Tant'è che si dice ma è un piatto di casa di Natali, Natali conferma è un piatto di casa di Natali, quindi i carabinieri sarebbero dovuti andare in cucina a prendere il piatto. È vero che si tratta di un appartamento minuscolo, ma insomma al di là di quello che possa essere o meno questa ricostruzione,
questa apparecchiatura, dice il pubblico ministero, è stata creata ad arte ed è come dire, un punto fermo della procura il fatto che fosse creata ad arte questa apparecchiatura, perché è evidente che è uno dei tasselli importanti nel come dire, nel succedersi logico delle azioni per come vengono indicate dai capi L al capo Q. Mi stupisce un po', ma capisco nella posizione del pubblico ministero che su questo deve un pochino essere un po' cauto, che sempre bene venga definito un dato controverso. Ma come un dato controverso sempre bene? Lo dice 3 volte il pubblico ministero, sempre bene è un dato controverso. Ma perché controverso? Cioè sempre bene ammette la consegna di questa sostanza stupefacente, a parte tutti i riscontri, le celle, eccetera, argomenti su cui non voglio assolutamente entrare, ma voglio dire, non è controverso, è un dato obiettivo. Quindi anche su questo mi pare che patisca un po' il pubblico ministero l'esigenza, come dire, di attutire un po' la deflagrazione della confessione di sempre bene rispetto all'impostazione delle condotte di quei capi che abbiamo detto. E allora gli assegni. Ecco, sugli assegni, a parte la configurazione di questa ipotesi di concussione, il capo M 317, previo accordo con Testini, ma il previo accordo con Testini non può mai mancare, altrimenti viene meno l'agguato, presentandosi come carabinieri e abusando della loro qualità con la minaccia di gravi conseguenze, costringevano Marrazzo a compilare e consegnare loro 3 assegni. Allora, alcune cose vanno dette in maniera anche, come dire, un po' en passant, però sono cose che sono conclamate da risultanze dibattimentali. Ha mai visto Marrazzo fare degli assegni ai carabinieri? Lo chiede l'avvocato Spigarelli a Vidal Silva. Natali? No. E questo no è un no che, come dire, per quanto noi vogliamo in qualche maniera trascurarne la rilevanza, perché crediamo poco a Natali, crediamo poco ai Tranza, però non è che gli si può credere un pochino su quello che serve per quello che è utile per l'accusa e poi trascurare quello che invece può essere utile per la difesa di Carlo Tagliente. Lo dice a pagina 109 del suo esame dibattimentale del 4 febbraio del 14, ma dice anche qualcosa di più in merito agli assegni in genere. Perché Natali ricorda che in quei 22.000 euro che gli vengono dati in un arco temporale di meno di un mese, di cui 12.000 in contanti e l'altro in assegno, ricorda che era un'abitudine, ma non soltanto di Natali, era un'abitudine dei Tranza, quello di ricevere degli assegni dai clienti, in particolare da clienti importanti, in particolare da Piero Marrazzo. Degli assegni che erano, anche queste sono modalità che appartengono a un mondo oscuro, ma noi prendiamo atto, e venivano dati a garanzia. Garanzia di cosa? Di pagamenti che poi effettivamente venivano realizzati dal cliente, come in questo caso l'ha fatto Piero Marrazzo, portando quei famosi 5.000 euro di cui ci si lamenta della sparizione, 5.000 euro che costituivano una parte di quei 10.000 euro dati a Natali in assegno, in modo tale da poter poi, con la consegna definitiva dei 10.000 euro, riprendersi in mano l'assegno e esaurire quella che è il pagamento di una prestazione, di un prestito, ci interessa poco. Sicuramente questo tema viene confermato da Natali, ma il fatto che non avesse visto se Marrazzo avesse dato delle assegni ai carabinieri non lo dice soltanto in udienza e non lo dice soltanto a pagina 109, ma lo dice in incidente probatorio il 17 maggio del 2010, pagina 31. Veramente non avevo visto se lui aveva staccato degli assegni e li aveva dati ai carabinieri. Quindi non è soltanto un'affermazione così en passant del nostro dibattimento. E in incidente probatorio a mia domanda, in cui dico, ma quando lei ha saputo, se l'ha mai saputo, che il signor Marrazzo ha offerto degli assegni ai carabinieri? Mai. Lui manco mi ha detto niente. Questa è la terza affermazione rispetto al tema non ho visto. Ma non è solo non ho visto, non ho saputo. Vidal Silva non ha mai saputo che Marrazzo avesse dato degli assegni ai carabinieri, mai, dice in incidente probatorio a pagina 100. Lui manco mi ha detto niente, io non lo sapevo niente. E chiede il GUP, ma neppure di pomeriggio gliel'ha detto
questa circostanza degli assegni? Giusta domanda, perché subito dopo usciti dall'incontro del 3 luglio, Marrazzo chiama Natali e si incontrano a casa di Marrazzo. Allora è plausibile ritenere che in quel momento, superato il disagio, superata la difficoltà di quell'episodio, ebbene Marrazzo confessi, o comunque riferisca, o comunque dica a Natali, ma guarda che io ho fatto 3 assegni ai carabinieri. Neppure di pomeriggio glielo chiede il giudice, gliel'ha detta questa circostanza degli assegni? No. L'unica cosa che avevo visto, sentito, che quelli signori voleva 100.000 euro, 50 per uno, 50 per uno, basta. E il GUP, stiamo parlando degli assegni, gliel'ha mai detto degli assegni? No. E questo mi pare che sia il quinto no. Allora, se no durante, se no dopo, viene il forte sospetto che questi assegni che circolavano, di Marrazzo, che circolavano nel contesto del mondo dei transessuali, ma non stiamo parlando soltanto di Natali, stiamo parlando anche di un'altra serie di transessuali che avevano avuto rapporti con Piero Marrazzo, ebbene forse bisogna un po' spostare l'attenzione sull'esistenza di assegni che venivano dati ai trans e che forse, dico forse perché io offro al Tribunale una plausibile giustificazione, spingono Marrazzo ad aderire a quello che Luciani il 13 di luglio, 10 giorni dopo, gli dice: è sparito un blocchetto degli assegni. Forse mettiamoci tutti nei panni di Marrazzo, ormai questo episodio del 3 luglio sta un po' dietro le spalle, quantomeno si cerca di dimenticare, mettiamoci anche nei panni di chi ha patito questo disagio. Ebbene, Luciani, che è il suo segretario, gli dice: ma io non trovo un libretto degli assegni, ma si denuncia lo smarrimento, non è che fa delle verifiche, denuncia lo smarrimento. 10 giorni dopo, forse è utile denunciare lo smarrimento, perché vedi mai quello che accade se si scopre poi che realmente Piero Marrazzo dà degli assegni ai trans, ma non soltanto a Vidal Silva, a Paloma, a Brenda, a Michelle, a tutta una serie di soggetti con i quali ha dei contatti. E questo dato mi pare che sia un dato che sia emerso in maniera chiara, il dato relativo agli assegni dati da Marrazzo ai trans, secondo una politica di rapporti che francamente mi sfugge. Però è un dato obiettivo e allora forse si giustifica la ragione per cui 10 giorni dopo Marrazzo, così diciamo prudentemente, dice a Luciani: fai la denuncia. Peccato che, come ha ricordato anche l'avvocato Pennino, il povero Luciani è l'unico che ha patito delle conseguenze così odiose rispetto a questa scelta di denunciare lo smarrimento degli assegni, rendendo delle dichiarazioni che dal mio punto di vista sono molto più coerenti con i fatti di quelle rese da Marrazzo in quest'Aula. Proprio lei, Presidente, tanto per completare, in maniera meticolosa questo dato di questo capo M, una concussione odiosa, perché ricordiamo sempre che è questo il punto di snodo che poi ha consentito ai giornalisti o sedicenti tali di impostare una costruzione così clamorosa in ordine al ricatto, all'estorsione dei carabinieri nei confronti di Piero Marrazzo, facendo diventare Piero Marrazzo la vittima di questo processo. La vittima di questo processo, una vittima che, vogliamo dire, forse da un punto di vista umano, di sensibilità personale, forse possiamo condividere questa espressione, una vittima di se stesso, non di Carlo Tagliente, non di Simeone, non di Testini, una vittima di se stesso, di questo vizio odioso che tutti possiamo comprendere perché nessuno di noi è perfetto, ma non una vittima dei carabinieri. A domanda del Presidente, a pagina 122, in alcuni casi vi ha dato degli assegni, dice il Presidente a Vidal Silva, ritornava dopo, mi dava i soldi e prendeva l'assegno, cose che ormai mi pare che siano ben chiare a tutti. Scarfone introduce un tema spostandolo un po' spostando un po' l'attenzione, assegni in bianco che Marrazzo aveva lasciato ai trans. Ne parla a pagina 58 del suo esame
13 giugno 2013, in qualche maniera consentendoci anche un riscontro ulteriore rispetto alle dichiarazioni dei protagonisti, perché Scarfoni non fa riferimento ad assegni dati a Marrazzo. Stiamo parlando ovviamente dell'episodio del video, adesso non sto a ricostruire tutta la storia della commercializzazione, che poco ci interessa, che non è neanche contestata a Carlo Tagliente, però ricorda assegni che Marrazzo aveva lasciato ai trans. Ma, e questo per tornare a quello che vi dicevo poc'anzi, rispetto al ruolo che questa concussione ha assunto in questo processo, e anche il pubblico ministero cade un po' in questo tranello, a mio giudizio, perché dice gli assegni, anche se non incassabili, diventano uno strumento di pressione verso Marrazzo che evidentemente avrebbe dovuto consegnare cifre ulteriori, cioè addirittura, come dire, la certezza di questa dazione consente al pubblico ministero, nel sostenere la responsabilità per il 317 che andrebbe in continuato con la pena base per i fatti di Genco, consente al pubblico ministero anche di individuare una plausibile giustificazione nella dazione degli assegni, tale da, come dire, mettere in moto un meccanismo che avrebbe consentito poi di consegnare anche ulteriori cifre. Allora, veniamo un po' a questo discorso del ricatto e della concussione. Su questo piacerebbe estendere l'argomentazione scivolando un po' anche sulla qualificazione giuridica di questa condotta, lo farò rapidamente perché non voglio rubare tempo a chi interverrà dopo di me, però qualcosa va detto. L'espressione ricatto è stata suggerita da Natali e fin dall'inizio, no? Il ricatto di Marrazzo. Però Natali ricorda anche, rispetto al, diciamo, al contesto in cui si è svolta questa odiosa vicenda del 3 luglio, ricorda anche che alla domanda di uno dei carabinieri, me lo dai il tuo cellulare, inteso il tuo numero di cellulare, Marrazzo dice, io non ti do il cellulare, io ti do il numero della regione. Ecco, questa posizione di Marrazzo molto chiara, come dire, signori, e fino a un certo punto state un attimo al posto vostro, perché io il numero mio di cellulare non ve lo do. E forse il vero contesto e la vera spiegazione di quella che è accaduto in quel giorno a casa di Natali ce la può dare soltanto il video, ma soprattutto l'audio di questo video, perché le condizioni di disagio di Piero Marrazzo sono sotto gli occhi di tutti, ma forse bisogna ascoltare anche con attenzione che cosa dice Marrazzo. Lo dice la perizia Palumbo a pagina 27, lo conferma la perizia Romito. La prima preoccupazione, ci sono i giornalisti, ci sono i fotografi, questa è la sua prima preoccupazione. Se mi potete lasciare andare via, sono parole che abbiamo sentito e risentito in quest'Aula, però permette, Presidente, sono le parole decisive rispetto alla comprensione di quello che è stato il patimento, diciamo così, di Marrazzo rispetto alla, virgolette, costrizione dei carabinieri. Se mi potete lasciare andare via, ve ne sono grato. Per favore, lasciatemi andare via, ve ne sono grato. Vi chiedo di chiudere un occhio, è una situazione talmente devastante. Queste sono parole che oggettivamente sono state riscontrate dalle nostre perizie e sono parole che credo forse in maniera granitica non possono essere trascurate dal collegio che deve giudicare anche della condotta di Piero Marrazzo. E allora, quelle che l'avvocato Pennino giustamente chiamava velate pressioni, ecco, sì, io condividerei questa espressione, ma se vogliamo possiamo andare anche un poco oltre. Possiamo ricordare quello che Marrazzo dice il 21 dicembre del 2009, non vi furono esplicite minacce verbali. Mi fece intendere che se non avessi pagato sarebbero stati guai. Minacce velate, forse c'ha ragione l'avvocato Pennino a chiamarle velate, per come dice lo stesso Marrazzo. Pagina 52, domanda dell'avvocato Buttazzo in udienza, 28 maggio 2013. In quel momento volevo capire presso quale comando sarei stato portato e mi immaginavo che fuori ci fossero già i fotografi, quindi non fa altro che esplicitare le parole che abbiamo già sentito.
A pagina 35, controesame avvocato Pennino, parlo sempre dell'udienza del 28 maggio 2013, io non potevo pensare che venivo portato in una piccola stazione dei carabinieri, ma presso un comando, e questo ovviamente Marrazzo giustamente dice: il Presidente della Regione non lo porta in una piccola stazione dei carabinieri, lo dice varie volte, come dire, insomma, a me avrebbero portato presso un comando. Tenga presente, avvocato, sempre rivolgendosi all'avvocato Pennino a pagina 35, che ci troviamo in un momento particolare del mondo della comunicazione, che stavo lavorando su quelle che erano inchieste, scandali. Cioè Marrazzo di cosa si preoccupa in quel momento? Si preoccupa in un ragionamento velocissimo che pur in quella condizione di disagio e forse anche sotto effetto di stupefacenti, perché sappiamo che aveva passato la notte con Paloma e ovviamente aveva assunto sostanza stupefacente, ma al di là di questa illazione, ma di che si preoccupa Marrazzo? Si preoccupa della propria identità come giornalista nel rapporto della comunicazione con l'esterno. Ma proprio io Piero Marrazzo, che faccio i servizi giornalistici additando altri soggetti per gli scandali di cui sono protagonisti, io divento il protagonista di questo scandalo. Questa è la proporzione di Marrazzo. E dice: ma poi tanto in ogni caso mi porteranno presso un comando. Ma è questo il timore di Piero Marrazzo. E allora forse è utile, ma io questo lo offro al collegio veramente come argomento giuridico come dire, acquisito senza bisogno di troppe precisazioni. Udienza 6 ottobre 2016, Cassazione, sezione sesta. Il ricorrente è vecchio, il numero della massima è 53436 del 16. È interessante, interessante valutazione da parte della Corte di Cassazione. Un'interessante valutazione perché non dimentichiamo che nel 2012 con la legge 190 è stato introdotto il 319 quater. Io lo offro come valutazione al collegio. È evidente che nelle mie richieste finali ci sarà una richiesta di assoluzione, però lo offro perché forse, ecco, assestare meglio quelli che sono state le reazioni di Marrazzo e la pretesa costrizione dei carabinieri nei suoi confronti, anche e non solo nella compilazione di quegli assegni, forse merita anche un apporto giuridico ulteriore. La Cassazione dice: tale prevaricazione, siccome è diretta appunto a convincere e non a costringere, può risolversi anche nello squilibrio di posizione tra il pubblico ufficiale e l'altro soggetto, quando il secondo acceda alla illecita pattuizione condizionato dal timore di subire, in caso contrario, gravi conseguenze per il proprio patrimonio e per la propria libertà personale dall'esercizio di poteri pubblicistici. Io rivedo la storia di Marrazzo qua dentro, però c'è una bellissima sentenza, che è la sentenza Maldera, scritta dal consigliere Milo, presidente Santa Croce, sezioni unite, che per carità, per il mio, come dire, amore per certe argomentazioni giuridiche mi porterebbe molto lontano nel fare qualche osservazione encomiabile con una sentenza strepitosa dal mio punto di vista nella ricostruzione di quella che è la differenza tra il 317 e il 319 quater e soprattutto quello che è l'aspetto intertemporale, perché proprio queste sezioni unite si riferiscono a fatti anteriori all'entrata in vigore del 319 quater, quindi anteriori al 2012, e risolvere in maniera molto efficace questa problematica. Il soggetto privato cede alla richiesta del pubblico agente nell'ottica di trarre un indebito vantaggio per sé, scongiurare una denuncia, un sequestro, un arresto legittimi, assicurarsi comunque un trattamento di favore, attivando così una dinamica completamente diversa da quella che contraddistingue il rapporto tra concussore e concusso. Presta acquiescenza alla richiesta non certo per evitare un danno contra ius, ma con l'evidente finalità di conseguire un vantaggio indebito. E allora io, ripeto, vi offro questa osservazione perché secondo me anche questo è un sintomo, no? E torno a quel ruolo di Marrazzo come vittima. Perché bene concludono le sezioni unite la previsione della punibilità ex articolo 319 quater, comma secondo, del soggetto indotto in precedenza considerato vittima,
Sarà operativa ovviamente solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della detta norma, in applicazione dell'articolo 2 del Codice Penale. Saggiamente, cioè la qualificazione giuridica può essere quella del 319 quater e quindi meglio inquadrando attraverso un percorso molto analitico che fa questa sentenza anche della storia del 319 quater e ovviamente anche del reato di concussione, del concetto di abuso, del concetto di minaccia, del concetto di violenza, del concetto di costrizione distinto dal concetto di induzione e della ragione per cui nel 319 quater la, tra virgolette, vittima non è tale ma risponde del reato insieme a chi lo ha indotto a commetterlo, perché c'è un aspetto volitivo che lascia un margine di discrezionalità, ma soprattutto teme non un male contra ius, teme di essere portato al comando, cioè quello che i carabinieri avrebbero voluto fare. Il famoso articolo 75, la sanzione amministrativa, forse questo teme, forse, ma lo dice. E allora forse, dico io, anche, come dire, tutto il contesto di questa vicenda si sarebbe dovuto meglio ridimensionare e riassestare, si può dire, ma nel 2009 non c'era il 319 quater, siamo d'accordissimo, però analizzare con maggiore scrupolo, con maggiore attenzione, lo dico ovviamente anche al pubblico ministero di questa udienza, quello che avrebbe potuto essere considerato il corretto ruolo di Piero Marrazzo in questa vicenda, che non è il ruolo della vittima, nei termini che dicevo prima, della vittima dei carabinieri, ma è della vittima esclusivamente di se stesso. Il capo N, sulla rapina di 5.000 euro, francamente io non voglio dire molto. Non voglio dire molto perché Vidal Silva dice, avete visto, a domanda dell'avvocato Pennino, ha visto anzi, se prendevano soldi dal portafoglio del dottor Marrazzo? No. Lo dice 4 febbraio 2014, pagina 150, è lui che mi ha detto dopo che i carabinieri hanno preso soldi di lui, non mi ricordo se 2.000 o qualcosa o 3.000 o qualcosa. L'ha detto dopo, l'ha detto quando si è incontrato a casa propria chiamando Natali ed è l'occasione nella quale Natali ribadisce, come vi leggevo prima, che non si è sentito minimamente parlare degli assegni, gli dice che gli hanno preso dei soldi. E di qui questa incertezza che grava su questa qualificazione giuridica di rapina di questi famosi 5.000 euro è, come dire, esplicitata nel capo di imputazione, perché non si riesce a dire questi 5.000 euro di chi fossero. Si dice che sono 5.000 euro in parte di Vidal Silva e in parte di Marrazzo, perché non esiste in atti la prova certa dell'attribuzione all'uno o all'altro di questa pretesa sottrazione di soldi. Che sono? Scusa? Ok, vabbè, sono abbastanza sulla tabella di marcia. Allora, un semplice diversivo, però è un diversivo che secondo me poi spalma di sé la valutazione che tutti dobbiamo fare di questa vicenda. Faccio io un passo al lato e visto che Carlo Tagliente non è che abbia la commercializzazione del video, perché ovviamente sappiamo che è il reato presupposto quello di cui viene imputato, io mi sono chiesta perché questa vicenda ha visto soltanto sullo sfondo qualche considerazione più verticale, perché non si è andati un po' oltre quella che è questa visione un po' suggestiva, non voglio dire romanzata, ma romanzata giornalisticamente sicuramente sì, di una storia così odiosa in cui si sono resi protagonisti loro malgrado, forse loro malgrado è un'espressione troppo indulgente, i nostri carabinieri. Forse è stato un atto di ingenuità, di poca avvedutezza, il fatto che poi tramite Cafasso si sia arrivato all'avvocato Cinquegrana, poi si è arrivati a Scarfone. Certo qualcosa ce lo dobbiamo chiedere rispetto al fatto che tutti i protagonisti di questa vicenda, mi riferisco alla commercializzazione, non è che si siano sottratti, come dire, inorriditi, orripilati da quelle che fossero le proposte. C'è anche chi ha offerto dei soldi alla presenza di avvocati, chi ha detto che certi soldi richiesti erano troppi, ma nessuno ha mai detto no, per carità, orrore, questo video assolutamente non si può in alcun modo pubblicare e pubblicizzare.
E forse il Presidente ricorderà che nel corso del mio controesame a Marrazzo, questo tema del ricatto che tanto mi sta a cuore, ho cercato di sondarlo anche con Piero Marrazzo e gli chiedo: la telefonata di Berlusconi in che cosa? Che scopo aveva? Scopo? Sì, la chiama e le dice, io riferisco alla telefonata, non lo scopo. No, dal suo punto di vista, le dice, e il Presidente interviene, va bene, questa è un'eventuale ipotesi o interpretazione, va bene. E il Presidente dice, ha riferito il contenuto. Esatto, dice Marrazzo. Ha già riferito? Lo riferisce subito dopo e dice, ripeto, quello che lei ha ascoltato quando ho risposto ai suoi colleghi, sta parlando a me, che ho ricevuto la telefonata, ho telefonato all'agenzia, ho detto che avrei fatto prendere contatto, che successivamente ricevo un'altra telefonata da cui vengo informato del sequestro del video. Ricordiamo queste sono 2 telefonate di Berlusconi, 19 ottobre del 2009. Lei che idea si è fatta, insisto io, con Marrazzo, al momento stesso in cui Berlusconi la chiama per segnalarle questo video? Di quale video si tratta? Anche qui non dimentichiamo che in questa vicenda c'è più di un video, ma fermiamoci al nostro. C'è opposizione, dice l'avvocato Petrucci. E il Presidente? No, questo caso ha un'attinenza. Lei cosa ha pensato? E Marrazzo? Non posso che farmi l'idea di chiedere a qualcuno di andarlo a vedere. Ma non si è fatto minimamente un'idea, chiedo io? E Marrazzo, in quel momento non mi faccio idee. E il Presidente, non ha pensato nulla? No. Presidente, nulla? No. Presidente, ha semplicemente ritenuto che fosse il caso di farlo vedere, visionare? E Marrazzo, anche in base a quella riflessione che il contenuto non era così, diciamo, chiarissimo. Il tema viene poi ripreso, ma non in maniera diversa da quello che è stato già sottolineato. Quindi Marrazzo mi sembra molto chiaro, no? A torto o a ragione, questo è quello che lui dice, ed è confermato da quello che Berlusconi in quest'Aula scrive tramite il proprio difensore produce. Il 19 ottobre del 2009 Berlusconi telefona a Marrazzo e spiegando l'antecedente dice: mi telefonò Marina, sarebbe la figlia, Signorini aveva un filmato che poteva nuocere gravemente all'immagine di Marrazzo, ritenni di avvertire Marrazzo perché potesse intervenire per impedire che altri lo pubblicassero. Mia figlia Marina mi disse che il filmato era in vendita. Allora, e questo breve inciso lo chiudo qua, Presidente, perché non voglio scivolare anch'io in facili suggestioni di stampo giornalistico. Però mi sono chiesta una cosa, perché qui si parla tanto di ricatto, ma forse le cose vanno lette in una chiave più, vogliamo dire, laica, mi piace usare questa espressione. E quello che mi ha colpito molto, sbaglierò in questa enfasi, ma mi ha colpito, è quello che dice l'avvocato Petrucci, che difende Marrazzo, perché Petrucci il problema se lo pone. Perché il presidente Berlusconi chiama Marrazzo? Era una solidarietà maschile? Le oggettine, tutto quel mondo lì. Si voleva mettere in campo, dice Petrucci, una situazione in cui il presidente della regione sarebbe stato ostaggio degli avversari politici? Su questo non si è indagato fino in fondo. Anche perché non si è arrivato a questo, e non ci si è arrivati perché Marrazzo, davanti alla proposta di Berlusconi, dice di no, rimane intransigente, rimane fermo ai suoi doveri di pubblico amministratore, mantiene fede al patto contratto con i suoi elettori e dice a Berlusconi di no. Allora, dice a Berlusconi di no davanti a una proposta
che nessuno di noi conosce. Io almeno, per quanto diligente possa essere stata nel leggere queste carte, io questa proposta non l'ho letta. Non l'ho letta nelle parole di Marrazzo, non l'ho letta nelle dichiarazioni scritte di Silvio Berlusconi. Così, lascio questo cenno di sfondo, perché quello che dice Petrucci non è banale, non è banale. Il rischio di diventare ostaggio politico degli avversari. E allora forse, se c'è stata una proposta che noi non conosciamo, forse l'avvocato Petrucci interpreta, non lo so, non sono io che devo fare l'interpretazione autentica di quello che dice l'avvocato Petrucci, però mi ha molto colpito il fatto di questo rischio, diventare ostaggio politico degli avversari politici. Ebbene, chiudo questo mio intervento con la vicenda Genco, che a mio giudizio non meriterebbe grandi attenzioni e cercherò di essere anche abbastanza concisa nella trattazione, perché è una vicenda che secondo me si racconta da sé con quelle che sono state le evoluzioni successive anche dal punto di vista giudiziario dell'analisi di questa odiosa storia in cui si pretende che Tagliente abbia incastrato Genco sapendolo innocente. Mi riferisco ai capi di imputazione D, E ed F. Vi ricordo rapidamente, inducevano Mercurio a procurarsi e a collocare lo stupefacente sull'auto di Genco, da qui consegue la falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici, il 479 in relazione al 476,2 della capo E, e poi ovviamente il capo F della calunnia. Allora, in questa vicenda, ora, al di là del fatto che più o meno possiamo ritenere credibile quello che dice il soggetto protagonista di questa vicenda, che ha tutto l'interesse, ma questo lo capiamo tutti, a discolparsi rispetto alla detenzione di una sostanza stupefacente che viene trovata dentro e fuori la sua macchina, io vorrei semplicemente richiamare l'attenzione di codesto collegio a quello che hanno detto i soggetti che sono intervenuti. I soggetti che sono intervenuti sono, li abbiamo sentiti in quest'Aula, primo tra tutti, direi, 26 marzo 2015, il maresciallo Donnarumma. Il maresciallo Donnarumma, da pagina 5 e seguenti, adesso non sto a ripercorrerne tutte le espressioni, però sostanzialmente diceva: abbiamo fatto un servizio in abiti civili, avevamo una macchina civetta, vengono attenzionate 2 zone, perché 2 ponti e gradoli, perché, lo dice virgolettato, c'è una massiccia presenza di transessuali ed extracomunitari e c'è un andirivieni di traffico di droga. Qui, diciamo, è una normale attività che viene svolta e viene svolta correttamente con una macchina civetta dove siede anche il maresciallo Donnarumma. Un controllo di routine. Controllammo la macchina di Genco, e questo lo dice a pagina 6, e questo mi sembra già forse dirimente, dico forse perché poi cerco di essere anche prudente nelle mie osservazioni troppo difensive. Controllammo la macchina di Genco perché notammo che salivano 3 transessuali all'interno e c'era Genco alla guida, mi pare Camilla che stava al lato passeggero e 3 transessuali dietro. I 3 transessuali poi li fermano, non avevano alcun documento, li fermano perché il maresciallo Donnarumma, nell'attività di osservazione di routine, vede Genco salire con 3 transessuali e si pone forse saggiamente il dubbio che è una di quelle macchine che nell'ambito di routine di un'osservazione del territorio rispetto a un traffico di stupefacenti deve fermare, e viene fermato Genco. Non è nelle parole di Donnarumma equivocabile questo dato, non lo è nelle parole dell'appuntato Putignano, che non fa altro il 17 luglio del 2014 che confermare Donnarumma, ma 2 elementi devono far riflettere il Tribunale: né Putignano né Donnarumma sono stati sentiti dagli inquirenti. Allora è inutile che io mi metto qui a sciorinare la puntuale deposizione di entrambi. Il dato che secondo me è dirimente, anche per capire, come dire, per collocare nella maniera migliore quelle che possono essere le richieste assolutorie rispetto ai capi che vi ho letto, è proprio il fatto che i soggetti protagonisti di questa vicenda, al di là di quello che si pretende essere stato il ruolo di Carlo Tagliente, forse erano i soggetti, i pubblici ufficiali che sono intervenuti e perché sono intervenuti. Quindi questa trappola che si pretende essere stata costruita da Carlo Tagliente, francamente forse perde di significato. Anche il maresciallo Di Iorio, il 17 luglio del 2014, ribadisce quello che poi viene ribadito anche da Lucio Fattore, l'appuntato che
interviene a sostegno, chiamato dalla macchina dei carabinieri, dalla macchina civetta, perché ovviamente ci sono transessuali che sappiamo essere piuttosto esagitati, l'abbiamo visto in incidente probatorio quanto sono esagitati. Camilla incomincia a urlare come una pazza e quindi chiaramente c'è una ulteriore macchina dei carabinieri di sostegno, ma sia il maresciallo Di Iorio sia l'appuntato Fattore ribadiscono tutti lo stesso percorso. Lo stesso percorso, mi riferisco al succedersi degli avvenimenti rispetto a questo questo fermo della macchina di Genco e rispetto alle modalità con le quali si è effettuata la perquisizione. È vero, si dice Tagliente ha trovato la sostanza stupefacente nella targa, ma Tagliente sta facendo il suo lavoro in quel momento. Adesso non colpevolizziamo Tagliente per qualsiasi cosa possa aver fatto nella vita, forse qualche volta ha fatto anche bene il suo mestiere, ha perquisito la targa e lo dice Donnarumma. Donnarumma dice è una routine quello di perquisire la vettura dentro e fuori. Dice Donnarumma, io vado a controllare anche il tappo della benzina per vedere se sotto il tappo della benzina può essere trovato della sostanza stupefacente. Quindi le modalità di effettuazione di questa attività di perquisizione sono quelle routinarie. Ma secondo me non è certo un ma. Un elemento a sostegno del fatto che Genco lamentasse che la droga non era la sua e che la droga non fosse effettivamente la sua è quello che dice l'avvocato Dolores Cascione. Allora, io vorrei che si leggesse con un po', come dire, di serenità, perché su questo anche il pubblico ministero nella requisitoria, pagina 35, dice l'avvocato Cascione conferma le dichiarazioni rese da Genco. Conferma, è un riscontro. L'avvocato Cascione conferma le dichiarazioni rese da Genco. Ma Presidente, l'avvocato Cascione fa il suo mestiere, lo dice anche con molta umiltà. Dice che gli era sembrato che questo ragazzo dicesse la verità quando ha detto che la droga non era la sua. Ma quali sono i casi in cui l'avvocato si trova di fronte a una confessione così esplicita in cui il soggetto assistito dice no, la droga è mia, avvocato? Gli dice che la droga non è sua e l'avvocato Cascione dice credetti a questo ragazzo. Dalla mia piccola esperienza, non so, ho percepito che quello che mi diceva in sede di convalida, eccetera. E il PM gli chiede, ma questa era la sua impressione? E l'avvocato Cascione, era la mia impressione. Io sentivo che quel ragazzo per me al momento diceva la verità, può darsi pure che mi sia sbagliata. Ma Presidente e signore del Tribunale, ma non è che l'avvocato Cascione può costituire il riscontro alle affermazioni di Genco. L'avvocato Cascione fa il suo mestiere e in maniera anche, devo dire, molto prudente, molto corretta, spiega le ragioni per le quali ha creduto a questo ragazzo dalla mia piccola esperienza. Ma c'è Mercuri, certo, c'è Mercuri. C'è Mercuri che in un solo giorno, in tempo reale, lo dice nell'incidente probatorio il 20 maggio del 2010, pagina 51 e seguenti, era in caserma, c'erano vari carabinieri, mi dissero che volevano incastrare Genco, mi accordai, chiesi soldi a mia madre, 300 o 400 euro, che badate, 300 o 400 euro sono, se vogliamo aderire a quella che è l'indicazione del costo al grammo della cocaina da 45 a 70 euro al grammo, erano esattamente l'importo che servivano per acquistare quei 5 grammi. 5 grammi, gli dice. Li consegnai a Salustri, devi comprare 5 grammi di cocaina suddividendole in dosi e poi vieni da me che ti dico dove la devi mettere. Lo portai a Due Ponti, Mercuri a Salustri, gli indicai la macchina di Genco che casualmente è lì quel giorno a disposizione di tutti. Salustri poi mi chiamò e mi disse dopo, più tardi, che l'aveva comprata, che l'aveva occultata nella targa davanti. Chiamai Testini a Tomba di Nerone e il giorno dopo appresi che Genco era stato arrestato. Ora, la rapidità fulminea con cui il Mercuri fa questa operazione ci lascia abbastanza basiti. Non voglio, come dire, indulgere in polemiche rispetto alle falsità del signor Mercuri, però bisogna anche misurare bene quali sono le ragioni per le quali il signor Mercuri può avere interesse ad aderire alle richieste della Procura. Un'osservazione, perché questo ne sono stata protagonista io in incidente probatorio. Mentre deponeva Mercuri in incidente probatorio, i ROS erano in aula. Voi direte, che significa? Io non voglio fare, come dire, osservazioni inutili, superflue o addirittura polemiche. È un po' singolare che durante la deposizione di Mercuri presenti in aula a Piaferma ci fossero i ROS e il GIP, il dottor Laviola, ne dà atto a verbale, proprio per questa ragione.
Ma cosa c'è? C'è Salustri che ovviamente smentisce Genco, udienza 12 febbraio 2015, pagina 118. Non è vero, dice Salustri. E allora che cosa residua? Forse quello che hanno detto il maresciallo Donnarumma e gli altri soggetti totalmente estranei rispetto a questa vicenda, pubblici ufficiali che sono intervenuti in questa operazione, forse hanno un'incredibilità maggiore, forse sono loro il riscontro a Salustri più di quanto non sia l'avvocato Dolores Cascione riscontro a quello che dice Genco. A meno che non vogliamo dire che è di Fazio il perno di tutta questa vicenda, che ha saputo da Mercuri, non è che sia una fonte autonoma di Fazio, convivente del Trans, convivente di Adriele, vabbè, insomma il contesto è sempre quello, ci possono essere anche delle ragioni di interesse, ma non voglio essere così, polemica anche nei confronti di Fazio, però, insomma, che Di Fazio costituisca un riscontro esterno oggettivo e individualizzante mi sembra un po' troppo. E allora cosa rimane? Rimane una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Salustri. Questa sentenza di non luogo a procedere, in poche righe, la sentenza è in atti ed è del 22 febbraio 2012, e badate, questa è una sentenza di non luogo a procedere, cioè una sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare ha escluso in maniera assertiva la responsabilità di Salustri, anche tralasciando per un attimo la verifica dell'intrinseca attendibilità del dichiarante Mercuri, quindi non trattiamo il Mercuri perché vero, non è vero, è intrinsecamente attendibile, lasciamolo un attimo da parte, nessuna dichiarazione di altri soggetti, ovvero alcun elemento oggettivo estraneo, si inserisce a supportare quell'unico indizio di reità costituito dalla medesima dichiarazione del Mercuri. Le dichiarazioni di Paola Montero e dell'avvocato Cascione concernono unicamente la circostanza che la droga sequestrata a Genco e a Silva dos Santos, che sarà assolta, non era di loro pertinenza, come degli stessi asserito. Le dichiarazioni di Fazio confermano che Mercuri diceva di essere confidente dei carabinieri, ma nulla aggiungono in ordine allo specifico episodio. Salustri va assolto. E poi, signor Presidente e signora Corte, ma vogliamo totalmente trascurare il fatto che quando è stato giudicato Genco per questa vicenda, da un 73 primo comma si è scivolati nella qualificazione giuridica, vengono dati 8 mesi a Genco perché fa l'abbreviato, 12 mesi ridotti di un terzo per l'abbreviato. In questa sentenza viene qualificato anzitutto, non sono 6 grammi e 2 come si dice nel nostro processo, ma sono 4 grammi e 958, 5 grammi, 49 dosi. Viene identificato un quinto comma. Forse dobbiamo un attimo riflettere sul fatto che anche a tutto voler concedere abbiamo una sentenza che, escludendo la responsabilità di Salustri, addebita a Genco la detenzione di questa sostanza stupefacente individuando una lieve entità. Ecco, su questo, e concludo Presidente, su questo io voglio fare un'osservazione conclusiva, ma specificamente su questo episodio. Il pubblico ministero dice sì, il dato ponderale è un quinto comma. Non lo dice espressamente, ma insomma dice, non è particolarmente rilevante, lo dice il pubblico ministero 2 volte. Ma perché non vogliamo riconoscere un quinto comma? Perché le modalità del fatto, la condotta, le circostanze dell'azione, la calunnia collegata al falso, cioè gli elementi indotti a seguito della pretesa attribuzione a Tagliente di aver appositamente fatto inserire quella sostanza stupefacente sulla macchina di Genco, cioè gli elementi che si dovrebbero dimostrare, diventano la ragione per la quale non è individuabile un quinto comma ed è la ragione per cui il pubblico ministero ritiene assolutamente dirimente questi dati rispetto alla qualificazione giuridica. Una minima osservazione, sentenze Cassazione 20 febbraio 2018, sesta sezione, Lombino più altri, 13982 del 18. Ma qual è il bene giuridico tutelato dalla norma? Il bene giuridico tutelato dalla norma ovviamente è quello di tutelare il contesto sociale da immissioni di sostanze stupefacenti e quindi evitare che ci possa essere una proliferazione di cessione di sostanze stupefacenti o di diffusione di sostanze stupefacenti. Questa sentenza, che è una delle tantissime, adesso ne ho varie ma non mi interessa, voglio riportare il principio,
È vero che si può non ravvisare la lieve entità del fatto nel caso di plurimedazioni di lieve entità nel contesto di un mercato organizzato, ma perché c'è un mercato organizzato, non perché c'è una pretesa calunnia. Non è la condotta eccentrica rispetto all'oggetto del bene giuridico tutelato che deve indurre a ritenere che sia un primo comma. Ma voglio dire, io credo che questo possa essere acquisito come un dato giuridicamente apprezzabile. Io concludo, Presidente, ed ho ritenuto, per semplificare anche il ruolo del Cancelliere, di trascrivere le conclusioni. Se è necessario per il verbale le leggo, altrimenti le do direttamente a lei, Presidente. No, non è necessario, possiamo allegare direttamente al verbale. Perfetto. Le conclusioni. Perfetto, sono le conclusioni quanto già espresso in motivazione. Sì. Cioè, nella sua discussione. Riguardano ovviamente anche i temi trattati anche dall'Avvocato Moscardini e quindi sono tutti i capi di imputazione con l'indicazione delle richieste. Posso darlo direttamente? Sì. Grazie.